pretur l'etal men re, il pretore come un re, il che disse sempre ai suoi amici. E sciel fa quel che vuole. Sempre, cos'è che vuole quelli? Sempre di me quella roba là. Ma con una mia più se giù in a 20 anni, che non mai a sé. Ma lei malà. E se gamia la medesina sta ma, e la sua medesina è proprio quella roba là. Ma come se la cava con i suoi mansioni? Ma le proprio perché lei è il pretù, che si approfitta di tu San Giuin, e anche da qui che Giuin in proprio più. Ma di fatti il ver trovasse un aiuto un quai aucat dell'ela che lavora per lui. Sì. Dici almeno che avrà anche più se tende e fai so comodo. I so bei purcati. Ancora? Ancora? Ultima volta? Boh, potete rivestirvi. Anoressia nervosa. E dal greco, an privativo, orexis l'appetito. Ecco, questa chi la va bene. Buondì, signor Pretore. Sindaco. Buongiorno. Taio. Signor Pretore. Oh, ingegnere. Oh, mia cara, eccoti finalmente. Scusami, ma l'udienza non finiva più. Beh, cosa ha detto il dottore? Mi ha prescritto delle nuove vitamine, appena arrivate dalla Svizzera. Ma come dalla Svizzera? Mai un prodotto italiano. Sarà anche un bravo medico, ma come patriota fa schifo. Andiamo, mia cara, vieni. Signor Pretore. Ecco la nostra macchina. Oh, gerarca. Pretore. Signora. Evelina cara, non ci avevate promesso dei figli? Quando ci darete anche voi degli italiani? Perdonate la salute cagionevole, il nostro tormento. Ma, scusate, andate, prego, andate. Oh, che donna supponente. Però, una fattrice portentosa. 4 figli t'ha sfornato. Ma chi è? Cornelia, la madre dei Gracchi? Ti ho preso un appuntamento anche con un altro grande professorone. Basta, medici. Ma è un luminare. Pensa che ha curato la moglie del re d'Inghilterra data per sterile. E anche un Maharaja con problemi di... Capito, no? Magra come sei, se non portassi la gonna ti scambierebbero per un maschio. Grazie, Rosa. Allora, Rosa, scusa cara, mi raccomando, una pasticca di vitamine dopo i pasti, a cominciare da stasera. Va bene? Ciao, cara. Ma tu non ti fermi? Ho una riunione urgentissima con il sindaco. Scocciature. Sempre solo scocciature. Arriva! Arriva! Buongiorno, signor Pretore. Signor Pretore. Signor Pretore, Signor scusate. Pretore. Buongiorno, signor Pretore. Signor Pretore, il sindaco ha chiamato 3 volte e poi ci sono quei processi che attendono la vostra firma per... Un attimo! Avanti! La signorina che... Fatela entrare.
Li faccio le perizie nei procedimenti penali per lesioni colpose. O le perizie per accertare violenza carnale. Prego, accomodatevi. Bene. Motivo della visita, signorina... Scheri. Mafalda Scheri. Io vivo con la mia povera madre. È vedova. Ci hanno mandato l'ingiunzione di sfratto. Ma se voi non ci aiutate, ci buttano sulla strada. Tutti chiedono aiuto al pretore. Tutti hanno bisogno del pretore. E il pretore che fa? Il pretore accorre. Il pretore indaga. Il pretore delibera. E sacrifica il suo tempo libero, la sua famiglia, le sue passioni. È una commedia che sto scrivendo. Spero che muti le sorti del nostro teatro nazionale. Mi piacerebbe tanto ascoltare alcuni passi del suo lavoro, signor Pretore. Venite. Vi faccio sentire subito. Ma non avete toccato cibo? No, dovreste cercare di mangiare un po', altrimenti poi dopo il signor Pretore se la prende con me. Oh, signor, mi sono... Ma almeno un po' di brodo. Signora? Se hai paura, chiudi gli occhi. Se hai paura, chiudi gli occhi. E senza guardare, prendimi, baciami. Sì. Oh, Ramiro, al fine siete voi, dunque, l'uomo. Sì, signor Pretore. Certo, signor Pretore. Per servirvi, signor Pretore? Certo, signor Pretore. Guida! Mario! Mario, sono qui! Com'è andato il viaggio? Bene, bene. La mamma vi ringrazia tanto. Figurarsi se non ci si aiuta fra parenti. Presto, sì, che il pretore ci aspetta. Permesso? Scusate, c'è fretta. Mario Landriani. Coraggio, su, parlatemi un po' di voi. Orfano di padre, figlio unico a carico di madre, al servizio di una famiglia rispettabile. Laureato in giurisprudenza a Milano 3 anni fa,
con il massimo dei voti e... E? Ho fatto pratiche nello studio legale, ma sapete come funzionano certe cose? Come? Non ci sono molte possibilità per uno come me che... Che? Intendo dire uno che abbia voglia di lavorare, ma... Ma? Ma non abbia santi in paradiso. E l'avvocato Memeo qua che mi dice meraviglie di voi, che cos'è? Un diavolo? Ma no, io sono molto grato a mio zio, l'avvocato Memeo, e soprattutto a voi, signor Pretore, per l'opportunità che mi avete offerto di... Io non vi ho offerto ancora nulla. Certo, scusate, signor Pretore. Landriani! Se avete voglia di lavorare, qua troverete pane per i vostri giovani denti. Guardate qua il lavoro che c'è da fare. Non posso certo fare tutto io, no? Qui sgobberete come un mulo. Non chiedo altro, signor Pretore. Oh no? Perché? Dovrei? Beh, potreste anche divertirvi un po', no? Avete capito? Donne, caro Landriani, donne! Donne. Non mancano certo le belle donne qui da noi, vero Memeo? Per me esiste solo mia moglie, signor Pretore. Io non so davvero come ringraziarvi, signor Pretore. Basta, basta, basta cerimonie. Landriani, ormai siamo colleghi, no? La Corte stabilisce che la vedova Scheri e sua figlia Mafalda possono continuare a vivere nella casa che occupano attualmente allo stesso canone locativo e che quindi lo sfratto esecutivo è da considerarsi nullo. Ma è una sentenza indegna! Uno non è più nemmeno padrone in casa propria. Signor Travasini, si calmi. Qui comanda lui, o almeno una parte di lui. La casa è il centro del focolare domestico. Non può sottostare a regole grettamente economiche. Sì, signor Pretore. Anarchico. No, figuriamoci. Mi raccomando, l'automobile l'ho comprata con la dote di mia moglie. Il Pretore vi aspetta. Su, presto. È arrivato vostro marito. Buongiorno, sono Mario Landriani, l'assistente del signor Pretore. Il Pretore si dispiace, ma è rimasto bloccato per affari urgenti. Mi ha chiesto di accompagnarvi alla visita, dal dottore. No, signora, non fate capricci. È importante questa visita. Su, andiamo. Mia moglie Luisa. Mia figlia Aurora. L'altra mia figlia Natalia. Selene, la ballerina, è mia figlia. La prima donna, Lucina, mia figlia. La prima attrice. Rabarbaro. Mio genero, Adolfo, il primo attore. Però Bagna, mi hanno raccomandato con voi. Niente favoritismi nella distribuzione delle parti. E qui mi avete schierato tutta la famiglia. Famiglia d'artisti, famiglia d'artisti. Vabbè,
Tenete conto almeno di quello che disse il principe di Danimarca ai Guitti in visita al castello. Cosa disse? Cosa disse? Non lo sapete. Accordare la parola all'azione, l'azione alla parola. Cane. Vabbè. E ricordatevi che il compito dell'arte drammatica è quello... Beh, adesso non me lo ricordo, ma un giorno o l'altro ve lo dico. Mi sono ricordato. Il compito dell'arte drammatica è quello di leggere, per così dire, lo specchio della natura. Buongiorno, signora Vanghetta. Visco, me ne magra. Al suono come la fa che sta in te. Signora! Dove andate, signora? Signora, vi porto io! Signora! Su, che vostro medico si è tanto raccomandato! Signora! 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 Ma dove andate? Ma dove state andando? Oh, signore! È svenuta! Cos'è successo? È svenuta! Oh, mamma mia! Presto, portiamola dentro! Oh, santo! Oh, è troppo debole! Io glielo dico sempre che deve mangiare qualcosa! Dove la porto? La camera della signora è al piano di sopra! Oh, su, su, presto, presto! Dove la porto? Dove la porto? Presto, qua, presto! Mettetela qua! Su, su! Ecco. Restate qua con lei. Vado a cercare i sali. La cravatta. Che cosa? La cravatta. E la siete macchiata di gelato. Datemela, ve la faccio smacchiare. Ma no. Pensate a voi piuttosto. Datemela. Ecco. Oh. Benedetta signora. Ci avete fatto prendere uno spavento, eh? Accompagnate il dottor Landriani alla macchina. Sì, certo. Lasciatemi riposare. Prego. L'amore è un'equazione. Proprio così, caro ingegnere. Va in scena la mia commedia. Anzi, per la sera della prima affittate una corriera per trasportare tutti gli impiegati nel tribunale. Per le spese utilizzate i fondi degli invalidi di guerra. Ottima idea. E cooptate tutti i militari della zona. Voglio una serata indimenticabile. Voglio che il teatro sia pieno come un uovo. Mi raccomando. Ma perché l'ha fatta sua la parrocchietta di Montegrino, quando qui, che schile, è un bel teatro. Questo qui è un bel teatro. Lo so. Il pretore, buongiorno. Signor sindaco, a proposito, questo cretino del sindaco ha bloccato tutti i finanziamenti per la ristrutturazione del nostro teatro. E poi con i fondi comunali li utilizza per ristrutturare la sua villa a Poppino. Ma io dico, ma che paese è mai questo? Ehi, cosa fate voi? Giocate a soldi? No, è che gliel'avevo prestati. No, me li aveva prestati prima. Vabbè.
Signor Pretore? Il mio Mario, come va, come va? Bene. Buongiorno, signora, come state? Vi trovo bene. Grazie. Abbiamo ritirato le medicine e passeggiato mezz'ora. Bene, bravo, bravo. I dottori si sono raccomandati. Per migliorare l'appetito non c'è niente di meglio che il moto. Il moto! Cesarina? Vieni qui, voglio un tuo parere. Cosa ne pensi del dottor Landriani? Carino, se posso permettermi. Sentito Landriani? Ma Landriani, cosa fate? Vi disarmate subito. Questa è sedizione, è alto tradimento. Voglio rientrare. Come? Voglio rientrare. Certo, cara, subito. Sì, però prima vorrei dare la rivincita all'ingegner Pepe Lopez. Mi sembra doveroso, no? Ci vediamo stasera per cena. Mario, vi dispiace accompagnare mia moglie a casa? Grazie, molto gentile. Questa donna portentosa. Chi è? Armandina Regnier de Montfleury, ex moglie di un diplomatico francese. Si fa chiamare Contessa, ma in realtà il suo vero nome è Alfonsina Cazzolla, figlia di una famiglia di immigrati della Val di Moltirolo. Gerarca? Ma voi frequentate la casa della contessa? Saluta la signora Evelina. Vabbè. Oh, signor Pretore! Annunciatemi alla contessa. Va bene, vi faccio strada. Attendete qui. Ich habe eine kleine Feier Sonntag. Ja, für den Botschafter Clement Tonnerre. Aber das muss wirklich eine super Feier. Ja, also wirklich etwas ganz, ganz Neues. Wer können wir einladen? Ja, die Beate vielleicht und die Sabine. Ja, die Beate hat er sehr gerne. Ja, toll. Ja. Und dann möchte ich jemand, der nicht kennt. Dann können wir einladen, vielleicht die Franziska und die Helga. Die Helga, die ist ja toll. Gute Idee. Ja. Dann bis Sonntag. Tschüss. Tschüss. Signor Pretore, accomodatevi. Grazie. A cosa devo l'onore della visita? Le sublimi ragioni dell'arte. L'amore è un'equazione, ovvero Ramiro e Isidora, opera teatrale del signor Pretore Augusto Vanghetta. Il teatro è stata una mia grande passione. Perché parlate al passato, contessa? Le grandi passioni non tramontano mai. Pronto? Oh, bonjour, comment ça va? Oui, bien sûr, on a tout organisé, absolument. Il y aura aussi Béate, la chère Béate. Oui, à bientôt, mon ami. À bientôt, mon ami, à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Tu vis l'ami del Pretour? La gaturnada la voglia da gelato, Ma io non ho tempo, in azienda mi aspettano, non posso passare le mie giornate qua col numeretto in mano a aspettare i vostri comodi. E per motivi di efficienza, il dottor Landriani... Il dottor Landriani impari le buone maniere. È 3 ore che è chiuso lì dentro con una vecchia contadina. Rispettiamo le priorità.
Signor Pretore, vi aspettavamo per mettere un po' di giustizia. Dottor Bottesini, non vi preoccupate, ci penso io. Seguitemi. La vostra pratica procede bene, sarà... Pretore? Comodo, comodo, Landriani. Bene. Vedo che prendete alla lettera le disposizioni per un buon funzionamento delle pratiche d'ufficio. Bravo. Conoscete il dottor Bottesini? No. Proprietario della più grande cartiera del lago, vanto dell'economia locale fascista. Nonnina, potete andare. Potete andare, vi dico. Potete andare. E andate. Andate. Per oggi abbiamo finito, mi dispiace. Ci vediamo domani. Signore, ci può andare via una cosa adesso, ma no. Prego, dottor Bottesini, accomodatevi. Il nostro Landriani è qui da poco. Non può conoscere tutti. E poi siamo stati giovani anche noi, no? Sì, però... E come tutti i giovani volevamo cambiare il mondo. Poi è arrivato il Duce e ci ha detto che la cosa migliore per cambiare il mondo è rifarsi al nostro antico passato, ai tempi di Cesare, di Pompeo. Nell'antica Roma c'erano i patrizi e c'erano i plebei. È giusto, dottor Landriani? Sono qui per ascoltarvi, dottor Bottesini. La faccia del Bottesini, che ridere, eh? Ma quello è il principale finanziatore del giornale locale. È capace di sollevare un polverone se le cose non vanno come dice lui. Tu devi imparare a valutare chi conta e chi non conta, hai capito? Vabbè, ma adesso basta, andiamoci a divertire, va? Io lo so cosa dicono di me, sai? Che sono un puttaniere. Ma no. Ma sì, è giusto. Che male c'è? L'uomo viene dalla donna e nella donna, per quanto più spesso possibile, vuole tornare. È come se volesse completare la sua insuperabile incompiutezza. Giovinezza, primavera di bellezza, nella vita, nella sprezza, il tuo canto squilla e va. Giovinezza, primavera di bellezza, della vita, nella sprezza, il tuo canto squilla e va. Ragazze, arriviamo! Le mie ragazze sono sempre a vostra disposizione. Ma lo so, ma dov'è la Ines? No, sta scendendo. Eccomi. Amore. Finalmente un vero stallone. Oh, lui è Mario, il mio aiuto in pretura. Oh, mi raccomando, trattamento di favore. Elvira. È un po' timido. È dolce. Calma piatta. Non vi inquietate, Surpretur. L'Elvira sa il fatto suo. E allora ridiamogli la carica. Chiudi la porta.
culazzone. Impotente. Ma non ti preoccupare, conosco un dottore che fa miracoli. Oh, adesso è da te puneggiata, eh? Vediamo in che stato è il passero solitario. Più che un passero è uno sparviero. Ah, salta su. Allora. Va bene. Oh, Ramiro, voi siete una benedizione di Dio. Siete un raggio di isole. Raggio di sole, contessa, raggio di sole. Sì, certo. Voi siete un raggio di sole nel buio del mio inverno, senza amore. Divina. Attendete. Come? Attendete. La signora scende subito, Gradite? No, grazie. Da quanto tempo siete a servizio della signora? Beh, da quando lei si è trasferita qui con suo marito, il signor Pretore. 8 anni. Vabbè, io vorrei essere al vostro posto per accompagnare a teatro una signora così bella. Indossatela. Vi sta meglio di quella che portate. Dove vate? Lasciate. Vi aiuto io. Andiamo. Mio marito ci aspetta. Grazie, Rosa. Signor Pretore, sarà un successo. Mi raccomando, ragazzi, fate i bravi, Buonasera, ingegnere. Signora, benvenuta. Eminenza, benvenuto. Accomodatevi, vi faccio accompagnare subito. Buonasera, notaio. Eccellenza, prego, signora. Buon divertimento. Buonasera. Oh, Mario, tutto esaurito. Un successo degno della Scala di Milano. Fai gli onori di casa, perché io ho da fare dietro le quinte. Mi raccomando, ti raggiungo in platea, cara. Eminenza, vi lascio nelle mani del vice pretore, giovane in gambissima. Scusatemi. Prego, la Chiesa ha sempre un occhio di riguardo verso i giovani. Buonasera. La cornuta. Anche lo scialle? Sì, sì. Sembra un fantasma. Povera Evelina. Ma lo sai che il pretore ha imposto come protagonista la contessa? E pare che la trama della commedia sia anche autobiografica. Non lo so, non lo voglio sapere. Cara, che ho detto? Cosa ti importa poi a te se la moglie del pretore è cornuta? Buonasera, signora. Che cosa dici? Corri, corri, aiutami! Sì, sì, arrivo! Che diluvio! Oh, mamma! Ma chi è questo portento di donna? Se te la porti a letto, non mi vedi più. Dovreste dire a vostro marito di smetterla di giocare soldi a carte. Io posso chiudere un occhio, ma è pratica illegale e dannosa a giudicare. Sono tutte cannuglie. No, calunnie. No. Canile! Calunnie. Le solite male lingue. Sono tutte calunnie, le solite
caldo. Aprite la finestra. E buttatevi di sotto! E un po' di rispetto! Cafoni! Isadora. Ma quale Isadora? Ma togliti di torno. Maestro, musica. In scena! In scena! Divina! La prossima sarà il Carignano di Torino, garantito! Signor Pretore! Signora Contessa! Il tetto del teatro è crollato! Si sta allagando tutto! Collera divina! Per queste oscenità! La collera divina! Fuori, torte, fuori! Mario, ti affido mia moglie! Sì! Finché l'ultimo spettatore e l'ultimo artista non saranno al sicuro, io resto qui, al mio posto! Andate, andate! Fuori! Fuori, fuori, fuori! Via, via, via! Guarda! Il pretore va via con la contessa! La moglie non dice niente! Quella cornuta! La strada è bloccata! Dovremmo fare il giro lungo, dalla parte del lago. A meno che... Qui vicino c'è il casotto di caccia di vostro marito. Potremmo fermarci lì. Giusto il tempo di asciugarvi. Anche voi cacciate? A volte. Ma più che altro ascolto la natura. I richiami della natura. Tenete. È del latte caldo. Vi farà bene. Sono in macchina. Se avete bisogno di qualcosa, chiamatevi.
portatemi a casa. Lasciate parlare me. Ah, benedetta la mia signora e sana e salva. Oh, non ho dormito tutta la notte. Vostro marito? Oh, mamma, è dalle 4 del mattino che tutti lo cercano. Telefono squilla. È una tragedia. È crollata la valle con tutta quest'acqua, dispersi, morti. Oh, mamma mia. Sì, signor Sindaco. Non preoccupatevi. Certo. Non ho chiuso occhio stanotte. Ho lavorato indefessamente per far rientrare tutti a casa. No, la perizia arriva domani mattina. Ho recuperato per quanto possibile gli addobbi e i costumi di scena. E ho accompagnato il primo attore all'ospedale. Ma sì, certo. Sono stato categorico sui tempi. Ha sbattuto malamente la testa, poverino. Ma certo. Vi terrò informato. Mario, ma mi ascolti? Ho detto che il primo attore ha sbattuto malamente la testa. C'è stata una frana. Ha trascinato delle case contadine a valle. Parecchi morti. Anche dei bambini. Pare che le case fossero costruite abusivamente. Apriranno un'inchiesta. E ora che facciamo? Ho già mandato il perito sul luogo. Io sto per muovermi. Voi? Io? Ma dovrei passare da casa a darmi una giustatina. Ho capito. Vi preparo io una prima relazione scritta. Mario. Quanto spendete alla pensione? La riconoscenza è una virtù e un dovere, soprattutto per chi è più fortunato degli altri. Mario si trasferirà qui da noi. Ma no. Sì. Ma no. Sì. Perché sprecare soldi in quella squallida pensione? E poi, egoisticamente, per il lavoro, mi fa molto comodo che tu stia qui in casa. Brindo al nostro nuovo inquilino. Ma che dico? Al nuovo membro della nostra bella famiglia. Oh, bene. Ora non ci resta che trovargli una fidanzatina, così si sposa e magari ci regala un bel nipotino, vero? Trovagli qualcuna tu, mia cara, con tutte le galline che conosci. Figurati se non ce n'è una che va bene per il nostro Mario, vero? Dove vuoi arrivare? Che cosa intendete? Pretore? Presidente in Cassazione? Dove? Dove ti vedi da qui a 10 anni? Al vostro fianco, signor Pretore. Palle! Tu sei ambizioso, te lo leggo in faccia. E mi piace. Mi piace. Se permettete, io mi ritirerei. Quando avevo la tua età, io abitavo da un prete. Questo prete aveva una sorella che portava sempre un vestito lungo fino ai piedi. Prima. Poi è rimasta incinta. E il figlio? Il prete mi mise fuori dalla porta. Il bambino è stato dato in adozione. Oh mio Dio. Quindi io posso generare. Posso generare. Non come quella lì che è una pozza sterile. Una pozza sterile! Una pozza sterile!
Le donne sono una risorsa, ma anche una grande maledizione. Ricordatelo. Chiudi tu. Bene. Una volta. Ultima volta. Oh, ma che miglioramento! Ah, sono proprio contenta. Potete rivestirvi. E poi avete preso 4 kg in 2 mesi. Tutto il resto va bene. Sono molto contento. Grazie. La donna è mobile. Come sto? Cambia luce. Scadono lunedì. Ma per chi mi hai preso? Per la Banca d'Italia? Come preferisci? Mi toccherà scomodare Gianni. Chi è? Un avvocato del Foro di Roma. Molto facoltoso e molto generoso. Lo raggiungo domani. No, tu non ti muovi da qui. E allora comportati da uomo e non da pretoruncolo di provincia. Non ti permettere, sai. Io qui sono una personalità. Ma sì, continua a farti bello solo perché indossi questo straccio nero. E intanto i tuoi avvocati guadagnano il triplo di te. Va bene. Pago! Ma prima vieni qui, ti prego. Vieni qui. Disastro edilizio in Valcuvia. Indagato l'ingegnere Pepere Lopez. Insieme a lui risponderanno alla giustizia l'impresa di costruzione e il capomastro. E le indagini svolte sul luogo della tragedia portano a una sola conclusione. Colpevole. Ma che colpevole? Innocente. Almeno fino a quando il tribunale non si sarà pronunciato. L'uomo sottoposto a giudizio vive in bilico tra l'abisso e il cielo.
ho deciso di assumerne la difesa legale e tu mi aiuterai. Sarà un processo lungo e impegnativo. Pepere Lopez è il cognato di un gerarca molto vicino al duce. Lasciate la pretura. La pretura, la pretura! Abbiamo buttato il sangue in questa benedetta pretura. E che cosa abbiamo ricevuto in cambio? Lavoro, questo sì, ma soddisfazioni poche. Soldi, peggio. Onore e denaro, tutto agli avvocati. Bene, da oggi in poi saremo avvocati anche noi due. Ho preparato anche la tua lettera di dimissioni. Sei giovane, devi pensare al futuro. Mi devi tutto. Firma. Signora Evelina. I miei omaggi, signora. La trovo in splendida forma. La disimil perché è signora. Zicla. T'ho visto, sai. Fatto. Rosa. Ti ricordi il nostro viaggio di nozze a Venezia? In quell'alberghetto? Esci, vero? No. Devo lavorare alla causa Pepere Lopez, in attesa che Mario torni dai sopralluoghi. Starà via fino a domani. Ho mal di testa. Mi ritiro. Non vorrei sottrarti ai tuoi obblighi coniugali. Tu ti sei sottratto da 7 anni! Bene, ho intenzione di recuperare il tempo perduto. Cosa sta succedendo? Signor Pretore, ma che ci fate voi qui? Come sarebbe a dire che ci faccio qua? I miei obblighi coniugali sono caduti in prescrizione, adesso fuori! Fuori! Non ti permettere, sai. Ma vai dalla tua contessa. Vai, che a quest'ora ti sta già aspettando. È così? Guarda che vado, eh? E vai che sei già in ritardo. Andate, andate. L'hai voluto tu. E non finisce qui. Presto, il cambio per l'elisora. Il cambio! Credi, non è successo niente. Andiamo via, io e te. La legge la conosci, l'adulterio è un reato contro la stirpe. C'è la galera. Qualcuno ci aiuterà, o no? Per mantenerci mi toccherà lavorare al bordello, dove va lui quando gli prende la fregola. Magari me lo ritrovo anche come cliente, eh? Vuoi che lo uccida?
bello vederlo soffrire. Siete sicuri che ha doppia mandata? Sì. Bene. Le chiavi poi consegnatele tutte a me, Il matrimonio può essere impugnato da entrambi i coniugi quando uno dei due viene meno ai doveri di assistenza morale e materiale. Doveri che si estrinsecano, ecco qua, rifiuto della celebrazione. E quindi entri a pie pari nel reato di inadempimento doloso ai doveri coniugali. Ci sono addirittura gli estremi per la denuncia penale, c'è il carcere, ai sensi degli articoli... Sono incinta. Come? Sono incinta. Non ho capito. Sono incinta di 3 mesi. C'è altro? No. Allora ricordati che la cena è pronta alle 7. L'ho detto anche a lui. Sapessi che faccia. Salute. Avvocato? C'è lì. Arriva. Si parla del diavolo e arrivano prima le cose. Arriva. Buonasera. Chi? Il cornuto. Pretoro. Il pretoro. Illustrissimi. Buonasera. Avvocato. Cesarina. Birra per tutti. E perché? Che cosa si festeggia? La floridezza di Evelina non è un caso. A 50 anni suonati divento papà. Ma no! Come no? Come no? I dottori hanno fatto il miracolo. Dopo anni e anni di sterilità me l'hanno messa in condizione di diventare madre. Per questo ci andavo liscio, capite? Liscio! Capì? È per quello. Capì? L'Evelina è incinta. Ma se la Rosa dice che il pretore non ha toccato da 7 anni. Ma avrà scomodato lo Spirito Santo. Sì, e come è che si chiama sto Spirito Santo? È Sulomi, non si chiama, è Somia. Grazie, Cesarina. Oh, Mario caro, siediti, siediti. La sai una novità? No. Divento papà. E dai, non essere geloso, vuol dire che avrai un fratellino, no? Oh, signori, che sia chiaro, questo ragazzo per me è come un figlio. Pure. Ad ogni fieu il suo cavalier, ad ogni figlio il suo cestino di doni. Allora, signori, al lieto evento! Indagine panoramica. Panoramica? A 360 gradi. Vabbè, 300, 400, fate voi, maresciallo. L'importante è che scopriate se mia moglie ha un amante. E ove lo troviate, mi raccomando, discrezione. Signor Pretore, che penso mi... Basta lavorare, Mario, basta! Domani abbiamo l'arringo. Appunto, domani. Il caffè. Ma perché non ti fai aiutare da Rosa? Rosa? Lascia. Mi fa piacere. Vuoi? No, ma lo sai che l'altra notte, mentre tu eri a fare La perizia. la perizia, a me mi è venuto un certo appetito. Perché la donna incinta, ne sai tu della vita,
Mario mio, Mario mio, Mario mio. Magari avessi il tuo benedetto candore. Per la ringa pensavo al codice 14. Fai tu. Mi fido ciecamente. E allora io mi chiedo, signor Presidente, sulla base di quali prove concrete, reali e non solo indiziarie, noi possiamo condannare un uomo integerrimo, un uomo che ha sacrificato la sua vita sull'altare del dovere, sull'altare della famiglia. Mio marito è morto in quell'incidente. E chi la fama questa? Silenzio! Avvocato, continuate. Sì, signor Presidente. Ecco, il dovere. Il dovere della famiglia? Il dovere di mantenere una famiglia. Il dovere di un uomo, di un padre, di un uomo integerrimo. Sono concetti che avete già espresso a sufficienza, avvocato. Andate avanti. Chiedo scusa, signor Andate Presidente. avanti. Un attimo solo che... un attimo, signor Presidente. Non trovo una cosa. Avvocato, avete perso la moglie? Chi ha parlato? Si faccia avanti! Silenzio! Tutti sanno. Il silenzio conviene a tutti. Ma non a me. Sai, a volte mi sento solo un vigliacco e un farabutto. Mento a lui che mi ha dato un lavoro e mi ha permesso di arrivare fino a qui. E in più, difendo un assassino. Si è mosso. Senti? Una soluzione per il caso Pepere Lopez c'è. Certo. Bisognerà forzare un po' le carte. Avanti. La busta, il francobollo e il timbro che mi avete chiesto. Sistemate tutto sul tavolo. È lui l'unico sospettato, Mario Landriani. Mario, ma cosa c'entra il Landriani adesso? Quello è un mezzo culattone, poverino. Ma perché l'avete visti baciarsi o altro? Ma convivono sotto lo stesso tetto, signor Pretore. Può sembrare un paradosso, ma quale luogo più sicuro, insomma, per... Maresciallo, ce l'avrò gli occhi per guardare dentro casa mia, no? Passano molto tempo nel vostro casotto di caccia. Ma che caccia è caccia che mia moglie odia la caccia? Piuttosto voi dove andate a cacciare il naso. Ma vacca bestia, signor Pretore, mi avevate detto voi di indagare a 360 gradi. Maresciallo, cercate altrove e soprattutto non vi allargate troppo, chiaro? 90 gradi, bastano e avanzano. Comandi. Comodo, comodo. Grazie.
piselli sono freschissimi. Grazie. Rosa! Porta questo a mia moglie. Gliel'ho regalata il giorno delle nozze. Sì, aveva una camicetta con un bottone che cedeva un poco, qui. Mi dava fastidio che tutti ci spiassero dentro. Era bella la mia Evenina, candida come il latte. È ancora molto bella, Anzi, è più bella. Grazie a te. Sì. Da quando sei arrivato qui, caro Mario, le cose sono migliorate. Io ho trovato un collaboratore validissimo. Tu, cara, un amico fidato. E nostro figlio avrà un bel fratello maggiore che gli insegnerà le assurdità, le ingiustizie e le contrarietà della vita. Vero, Mario? Sono stanca. Mi ritiro. Aspetta. Adesso puoi andare, cara. Rosa, arrosto, mi è tornato l'appetito. Una soluzione per il caso Pepper Lopez c'è. Dove vai? A prepararmi i bagagli. Siediti. Siediti! Quando mi sono dimesso dalla pretura, contavo molto su di te. Non mi puoi lasciare così. E poi perché? È successo qualcosa? No. E allora? Che problema c'è? Nessuno. Solo un momento di stanchezza. Ah. Fatti a riposare, va. Che domani ti voglio in forma. Per la ringa finale. Voglio che sia tu a farla. Silenzio! La parola alla difesa. L'uomo sottoposto a giudizio vive in bilico tra l'abisso e il cielo. Qua c'è gente che ha subito lutti, perdite irrecuperabili, ma il loro dolore non verrà risarcito mandando in galera un innocente. Sì, un innocente, vostro onore. Un uomo che si è fermato a un passo da quell'abisso.
Un uomo che avrebbe saputo dire no ai privilegi di una posizione, dire no ai favori di una carica. E ce l'ha fatta. Questa lettera denunziava il grave pericolo di frana in cui versavano quelle abitazioni, datata il 10 ottobre, a firma dell'ingegner Pepere Lopez, cioè vari mesi prima dell'incidente medesimo. Vostro onore, mi oppongo! Non abbiamo potuto visionare questa benedetta lettera! Obiezione respinta. Continuate pure, avvocato Landriani. Grazie, vostro onore. E quindi, all'epoca dei fatti, l'ingegnere Pepere Lopez aveva denunziato il grave problema edilizio, a cui è stato ovviamente da sempre estraneo. E quindi, vostro onore, ipso facto, l'ingegnere Pepere Lopez non può essere in nessun modo ritenuto responsabile dell'incidente medesimo ed è dunque, vostro onore, innocente! Silenzio! 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 Fate sgombrare l'aula! In nome del re, il tribunale, visto l'articolo 479 del Codice di procedura penale, assolve l'imputato Pepere Lopez dall'accusa di disastro colposo per non avere commesso il fatto. Grazie. Grazie. Vi ho lasciato le camicie stirate sul letto. Vi preparo un bel bagno caldo. No, vi chiedo scusa, signor pretore, avvocato. Mario mi accompagna a prendere la culla. Restiamo fuori per pranzo. Hai bisogno di qualcosa? No, grazie. Buongiorno signora, l'avvocato Landriani si scusa ma è impegnato in un appuntamento di lavoro e mi ha incaricato di accompagnarvi. Non ce la faccio. Tutto a posto? È tutto pronto, signora, come mi avete raccomandato. Come sta? Un angelo. Devo andare in Svizzera. Ho un appuntamento. Ma mangia qualcosa prima. Lui? È fuori. Va bene. Rosa, per dopo. Abito grigio, cravatta regimental e un paio di camicie bianche. Subito, signor avvocato. Che si deve? Sono 7 mesi che... Oh, scusa, con tutto quello che c'è da fare in pretura. Lo so quanto lavori. Noi due. Noi 3. Siediti, ho cucinato io. Hanno inaugurato un nuovo traghetto, domenica possiamo andarci. All'attracco c'è una buona trattoria. La moglie del gerarca mi ha chiesto di aiutarla con il nuovo mercato dei fiori, ma con il bambino che nasce, io non so se è il caso. Tu che dici? Ti devi riguardare. Vado io. Pronto? Sì. Certo. Arrivo subito.
Chi era? Il cliente svizzero. Vuole che parta subito. Farai così anche quando lascerà. Porterà il nome di tuo marito. Ma è tuo! Tuo! Illusa. Meglio illusa che mostro. Scusa, non volevo offenderti. Non te ne andare, è che sono molto stanca. Sono stanca. Va bene. Domenica la facciamo la gita. La facciamo. È ora di chiudere, avvocato. Non più avvocato io. Sono il pretore. Sì, certo, certo. Però io adesso devo passare lo straccio, eh? Ricordati che sono il pretore. Oh, ma che fai? Che fai? Avvocato? Non sono più avvocato io, sono il pretore. Avvocato? No, vabbè, allora... Comunicazione di servizio. L'ex avvocato Augusto Vanghetta è tornato a fare il pretore. Io sono il pretore! Io sono il pretore! Ti denuncio, sai? Ti denuncio! Aspetta. Ancora io il pretore. Ancora io il pretore. Non lasciarmi, non dei. Non
figlio con me sarebbe nato brutto. Hai ragione, è vero. E invece avrai una prole bella e forte, vanzo del fascismo. No, non mi dire niente, non mi dire niente. Hai ragione tu. Diventare avvocato è stato un errore. Ma adesso io ho intenzione di riprendermi il mio posto da pretore. Sì. E tu sarai la donna più invidiata del paese. No, che dico del paese? Di tutto il lago. Tu sei mia moglie per Dio. Mia moglie. Signor Pretore. È bella, vero? Eppure neanche la peggior sgualdrina mi ha fatto soffrire come te. Non la devi toccare. Dormi, dormi, piccolo orfanino. Bravo così, bravo. Vedi? Vedrai che io e te andremo tanto d'accordo, eh? Perché sei un bambino fortunato, perché hai due padri, perché hai di entrambi, vero Mario? Il vecchio pretore ci ha messo la moglie. Il nuovo principe del foro ci ha messo... Cosa state facendo? Ma non vi vergognate? No, no, piccino, no. No, vieni, sono piccolo, piccolo. Basta! Basta, per amor di Dio, basta! Vieni! Sei fermo! Fermati! Bastardo! Ammazza! Non basta! Bella mia bella incognita borghese, toccare fin dell'avventura voglio di quella giovane che vedete al tempio a 3 mesi ogni festa la sua dimora in un remoto calle. Solo cioccolato. Al disque il fiurelle proprio bel, forninin. Come le puoi andare a finire? Con chi dimostra lì? In sempre drea cacalit. Ma... Ste
attendise d'un alter gelato? No, il me va no, ti ringrazio. A Gengirna quai altra novità? E Savaria no. Specia, la sciura che l'arriva, la sta vicina all'ur. Forse la gana qua in unità. Sciura chiara, ma la va. Calavegna chi? Che la sassetta giù vicina nu. A che una quai altra novità? Allora, lei sì, il pretore